Occhialeria, un comparto in cui la provincia di Belluno è leader nazionale e che nella provincia ha un'importanza strategica per il numero di occupati e di fatturato prodotto. I sindacati però hanno motivo di guardare al futuro in maniera non del tutto serena. Nel 2025 le ore di cassa integrazione richieste sono state oltre 2.200.000, di cui più di 1.000.000 utilizzate. Il 14 luglio sono convocati tutti i referenti aziendali del settore, un centinaio di persone cui saranno presentati i risultati di una ricerca sull'occhialeria promossa dai sindacati stessi. Quello che ci preoccupa è l'implementazione come primo segnale delle richieste di cassa integrazione, superano i 2 milioni alla fine di ore richieste e soprattutto il fatto che la filiera dell'occhialeria è quasi tutta in cassa integrazione. Il futuro, forse, è legato a un occhiale che non si occupi più solo della vista, ma diventi uno strumento multimediale. Si tratta di riqualificazione, di formazione, di trasformazione sia professionale ma anche culturale, in delle lavorazioni che saranno completamente nuove, ma vogliamo che attecchiscano sul territorio affinché diano energia e proselitismo a un settore che deve risorgere, e questo, l'avvento dell'occhiale wearable, può essere sicuramente un valore aggiunto. Sullo sfondo le tensioni in casa del vecchio, dove è bagarre tra gli eredi di Leonardo. Abbiamo un'azienda che è tre quarti del settore, lei da sola, e le scelte di come andrà a finire è evidente che non ci lasciano indifferenti, e quindi poi ci limitiamo a dire questo, nel senso che siamo più concentrati su scelte di carattere industriale e produttivo, ma che le preoccupazioni ci sono, questo è evidente. Confidiamo che sulla falsariga, come dire, di quella che è stata l'eredità del padre, prevalga il senso di responsabilità e del legame con il territorio.